Figurati, e il birichini? Sì. Il piri, insomma. E il quareo da bagno, oppure il giacchettone del pelo de oco per andare in montagna. Le uniche spese che faceva i nonni per le ferie era comprarsi il pigiama nuovo per andare in ospedale. Anche quello 2 pezzi, giacchettina e braghette, a righe, color carta da zucchero. Carta da zucchero? Carta da zucchero, sì. Adesso non capivo perché quando che andavo in ospedale che cattavo sempre il diabete a 1000, che era colpa del pigiama. Qualcuno che voleva fare il grande sovero si metteva una bella vestaglia del panno rosso, andava in giro per i corridoi per farsi vedere l'ospedale. Allora, invece oggigiorno sì. le ferie sono diventate obbligatorie perché le mogli lo pretende. Sì, e siccome che in Italia siamo un paese democratico, ogni uomo è libero di fare tutto quello che gli piace. A sua moglie. Mio caro mio, invece le ferie mi crea solo che preoccupazioni, Sì. solo che problemi in continuazione. Adesso sei 3 anni e quando che torno dalle ferie che sei mia moglie che sei incinta. Smettina. Cioè, sto anno prova ad andare insieme, hai visto mai che ti accotroino? Ma c'è tutto quanto una questione di zone erogene, perché se zone erogene e zone erogene. Per la donna le zone erogene se d'inverno cortina, di sta riccione. Invece verde, sono tutta una zona erogena. Sono un grande punto G. Quanta me! Guarda, mi piace essere toccata dappertutto. Fuori che sul taccuino, però, Sì che adesso sono in ferie, non hai miei problemi, se non ti va di depilanti, te tira Dio, se tu puoi dare a voi. Te puoi scegliere tra 1000 Ah, soluzioni. tu puoi andare, non so, all'estero. Ti vai all'estero, Sì. posso andare al lago, ti vai Al al lago, lago. posso andare in montagna, ti vai in montagna, montagna. posso andare al mare, ti vai Al mare, che se spiaia e spiaia, sento. Sì. Che è a spiaia che fa poaretto, tipo colonna della Croce Rossa, e a spiaia invece che fa tendenza, che fa VIP, vero, che fa moda. Cos'era? Sto anno a spiaggia delle moda era Jeso. Sì, Jeso. Sì. Sì. Cosa hai fatto? Che ho fatto perfino anche una bandiera di segnalazione nuova. Sì. Sì, che sai che bandiera di segnalazione? Se dove? A bandiera Azzurra, mare calmo, vedo. bandiera rossa, mare agitato. Sto anno a Jeso che era anche la bandiera marron, Cosa dici? mare pieno di stronzi. Perché oggigiorno, guardi, non bisogna mica farsi maraviglia. In acqua si può fare di tutto. Si puoi fare anche la pipì e anche la popò. Tanto dopo passa la goletta verde che ti fa le analisi a gratis. E hai scoperto che c'è talmente tanto detersivo in Adriatico che gli albergatori che ne approfittano per farsi pubblicità. Venite al mare da noi, siete tuffi in del mare, oltre a fare il bagno, te lavi anche a camicia. Tutto è sparagnato. Allora, secondo me molto meglio a montagna. Andare in Montagna, che te stressi manco. Sì. Montagna è più tranquillo, c'è l'aria buona, c'è più serenità in montagna. Te puoi stare tranquillo, però bisogna che stai attento perché in montagna si tiende per ricchi, che te corri il rischio anche di farti del male, ti vai in cerca anche a coparte, perché in montagna che ne i strapiombi, che ne i burroni, che ne i canaoni, casca i pieroni, altro che, e bisogna che stai attento anche a i venosi. Che lascia montagna avete nel bordo? E se te perdi in del bosco, dopo arriva fuori la vipara, che se te becca la vipara, o te che hai fortuna di avere sempre fuori mano il fiero antivipara, altrimenti il tuo compagno è costretto a ciucciarti sul beccone della vipara e ciucciarti fuori il becco. Piuttosto Moro Venala sul posto. Chissà da che mare. sì. Messo in montagna, caro mio, tu puoi fare un sacco di sport. Puoi fare, non so, il trekking. Puoi fare il jogging. Puoi fare il free climbing. Puoi fare anche il jumping. Che figo! Se casco è il jumping! Però quello
verità. Chi sei lo scenografo che ha inventato sta roba? Qual è lo sport preferito da tutti se vai in montagna? Solo uno. Ah sì. È il tiro alla mossa. Dai, sei inutile che fai così, tutti quanti lo conosci, ti conosci tutti quanti lo va a praticare. Non so perché, che sia, fatto sta che in montagna, vero? Sarà sta arietta fresca che c'è sempre, sarà sta erbetta verde, ma sta che in montagna, vero, e vacche, e ha una produzione di fugassi incredibile. Questi campi che pare campi minati, un smerdaro di guassi dappertutto, e tutte quante col suo bel Pieron in mezzo. Ma cosa sei sto Pieron? Si domandava ai turisti stranieri che passavano di là per caso. Una volta l'ho sentito dire uno che gli era in carico delle vacche. No, il carico delle vacche. È il tiro a mossa. Beh, spieghiamo E come tutti quanti funziona, i giughi, come tutti quanti i sport, ha le sue regole. Ecco, tanto per cominciare bisogna procurarsi una scaglia, una piera di media grandezza. Va bene così? Sì, va bene, ecco, meglio se piatta, ecco. Dopodiché bisogna mettersi in posizione, gambe unite, flettere se no, ci sta maniera qua, ecco, non troppo, flettere, dopodiché ondulare il braccio e leggiare il Pieron, cercando di centrare in mezzo a fugassa. Attenzione, meglio se a boassa, se bea fresca, perché così salta tutti quanti spiansi e smerda il povero passante fin sulle ricce. Ma in Gesù qua si vinse qualcosa? Non si vinse niente, però a soddisfazione zero. Che in giro potremmo dire a tutti quanti che noi siamo sempre sotto, sempre a lavorare, sempre sotto, mai che ne cambiamo la posizione, sempre sotto. Alla fine però, dai nostri sacrosanti 15 giorni di ferie, non siamo buoni assolutamente a rinunciare. I veneti, anche ieri fai su 15 giorni di ferie, anzi che ha fatto indagini, è stata fuori che i veneti, quando chi fa sti famosi 15 giorni di ferie, di solito fa turismo sessuale. Ma guarda, per piacere, è ora di finirla con questo luogo comune che noi altri quando andiamo in giro femo turismo sessuale. Turismo sessuale? Perché? Un giro del Vibro di quanti 15 giorni. Perché se qui è il problema, che noi altri veneti siamo sempre lì a lavorare, capisco? In ferie se rompiamo il scatto e siamo sempre in movimento, non siamo mai buoni a stare fermi. E invece cosa vai in ferie? Te tacchi stare fermo già dopo 5 minuti che te sei partito, per via delle partenze, che può essere partenze bauche o partenze intelligenti. Tira e frega mansi, non te caschi dal burro. Dicesi partenza bauca, quella partenza che avviene normalmente tra le 3 del pomeriggio di ogni venerdì e le 10:30, 11 di ogni domenica mattina, durante il periodo che va da giugno a settembre. E immancabilmente capita che tutti quanti parte contemporaneamente, così si incadiemo tutti quanti per strada. Dicesi invece partenza intelligente, quella che avvia scuro, nel cuore della notte, dell'unio desoba, quei fari della macchina stuai. Tenti a non fare rumore, se no i vicini sei in corsa e poi ti insegue. L'anno scorso ho vinto il premio
mister vacanza intelligente. Sono andato al mare sottomarina e il 20 dicembre 3 di notte. Intelligente, guarda che intelligente che Quei manopoli di pelo di cuniccio, sciarpa, baretta e paltò. Cotto già a mano sull'acqua 3-4 volte, se no che la sei ferie sei. Dopo 2 brocche 3 ore posso tornare a casa. Intelligentissimo, intelligentissimo, ma il problema vero non è tanto dove andare in ferie quanto come andare in ferie, perché ormai, diciamo la verità, tutti quanti siamo abituati a fare ferie comode, nessuna fatica nei spostamenti, montare in macchina sotto casa e smontare direttamente davanti all'albergo. Così immancabilmente succede che milioni e milioni di macchine parte contemporaneamente, che più milioni di macchine che chilometri di strada. E chi ha fatto anche i slogan, mi dà anche i consigli. Tegli a macchina a casa e prendete l'autobus. So, io faria anche, ma dopo dovete che vado a parcheggiare l'autobus. Carolino. Che attenzione, che immancabilmente quando uno monta in macchina, subisce una trasformazione. Da persona normalissima e diventa una bestia satanata, pronto a scattare per qualsiasi semaforo verde, pronto a scattare a fare sorbacci spericolati, a fianco a destra, da trio e davanti e vedrà soltanto nemici come you, pronti a scanarsi per una precedenza. La parola prudenza non avrà più alcun significato, altro che menono, che mi diceva sempre chi va piano, va sano e viene inculato poco lontano. Altro che prudenza, quando una volta forse che aveva un senso la prudenza. Oggigiorno prudenza vuol dire guardare da entrambi i lati prima di passare col rosso. È il primo sintomo del cambiamento dell'umano in bestia motorizzata, è la perdita del linguaggio. E parole sarà sostituire dai gesti, dai motti, e parti del corpo che si adopererà di più sarà i bracci, i dei, gli occhi, la bocca. Ti ricordi una volta che sulle macchine metteva che il cagnetto che muoveva la testina così, ti ricordi? Guarda che avesse la Teresina. Adesso i giapponesi che ha fatto dei cagnetti elettronici, dei robottini, al posto di oggi gatto laser che ti fulmina. Dove non si vive. I muovi i braccetti e satini a comando e fa davanti i gesti pesa che te vuoi. I siga, i versi a bocca e dice che paroassi ripetibili se non ti capisci che c'è anche il display per sotto. Comunque, per comunicare gli automobilisti, d'opera di solito a macchina stessa. Anzi, è parte della macchina che si adoperano di più in questo caso è il clacson e i fari. Ma lo andiamo ad analizzare e imparare come che si adopera sti oggetti. E il clacson. Fai un finta di trovarsi al semaforo, fai un finta tutti i giorni, anche 3-4 giorni, davanti al semaforo rosso e davanti erano altri che sei il solito indormessato, che invece stare attento, vero, a quando che scatta il verde, sarà che si ruma. E no, si gratta e baile, il giornale, pensa i cazzi sui, vero? Così quando che scatta il verde le senti in ritardo, no? Che sia un dato di fatto ormai appurato, che il primo della colonna arrente petato al semaforo sempre è più indormensato, più imbranato, mentre tutti no altri, che siamo più svegli, più scaturì, che abbiamo più pressa della pressa, siamo sempre i secondi, immancabilmente, sì. Per 5 millesimi di secondo di ritardo, un colpetto. Che vuol dire, ciao indormessate, muovitano! Per un secondo di ritardo, 3-4 colpetti. Canta il porco, te muovito che qua femo notte che il cane sveglia avanti camminare. Per 3 secondi di ritardo. No, orchestra, le trombe, tromboni, trombasse!
molto comune di comunicare in macchina è il linguaggio dei fari. Il linguaggio dei fari si usa in casi molto particolari. Uno, per salutare l'amico che si incontra, che viene dall'altra parte. Due, per segno di apprezzamento nei confronti del tocco de banda che desidero attraversare la strada in minigonna. 3 e qua tutti quanti lo sapevamo, per avvisare quei che si deve venire incontro che 100 metri più avanti che se una pattuglia dei carabinieri, vigili, polizia, guardia di finanza in A4 da Drio a un platano pronti là che ti aspetta. Anche il linguaggio di Fariga ha le sue regole. 1, 2, massimo 2 sbagliamenti del fari. Sbagli, come cazzo lo faccio sbagliare? Dammi il termine giusto. Sbacicche zicche legamenti. Lampeggiamenti, 1 o 2 sbagliamenti. Significa attenzione, attenzione. 200 metri più avanti che c'è una pattuglia da por strada col telelaser che ti fa fotografia, ti fa un book completo. Lampeggiamento più insistente, più nervoso, 4, 5, 6, 7, 8 fari. Oggi sta attento che il canaglia che se do figure porche in divise che si diverte a farti gonfiare i baioncini. Lampeggiamento prolungato, insistente, nervosissimo. Significato: ho appena pagato 100 euro per gonfiare un baioncino. Porca sassina, giù da cantare, vecchia canta, porca. Attenzione però, attenzione, chi c'è che non si ricorda? Bisogna usare la prudenza, bisogna stare tranquilli, la rallentare. E una volta un modo per incitare ad andare pian pianetto era pettare sul cruscotto un patacone a decamita con fotografia del boccio, del puteo più piccolo che si aveva in casa, con questo sguardo implorante: papà, non correre, papà. Adesso invece se metti a fotografia del vigile urbano applicativo che con la scritta sotto: "Ah, stare attento, mono, che siete ciapo del sangue e finanze". Attenzione tutti quanti, ricordatevi che i bambini sui sedili anteriori possono causare incidenti. Ma ricordate anche che incidenti sui sedili posteriori puoi causare bambini. Hanno saputo tutto il mondo del paese, c'è da fare tutte queste robe qua. Però qua, Novanti, nel Veneto sei diverso. Sei diverso perché, Novanti, qua siamo una razza a parte. Siamo una razza a parte. Anzi, Ma che razza è razza sempre? no, forse questo è il momento giusto per dire le robe chiare, per dare un'esatta definizione, una distinzione tra rasse e rasse, per piacere. Sulla razza umana, anche perché tu l'hai mettato come insetti, no? Come gli animali, come bestie, si è divisi in famiglie e sottofamiglie, anche hanno altri che le nostre rasse e le nostre sottorazze. A seconda, qua nel Veneto, della vicinanza a un fiume, a un torrente, a un rigagno, a un fosso, a una spuaccià, ecco, dipende dalle razze. E qua la razza nostra più famosa, sicuramente negli ultimi giorni che ne ha parlato, sì, sicuramente la razza Piave. La razza Piave. No, calma, perché bisogna precisare, bisogna essere precisi. Scusami un attimo, bisogna specificare se razza Piave sinistra o razza Piave destra. Ecco, giusto. Abbiamo quindi due razze Piave, razza Piave sinistra e razza Piave destra. No, bisogna fare i giusti distinguo e allora distinguiamo, perché adesso che ha fatto la legge della parconiggio, la legge della parconiggio, che allora per non scontentare nessuno che ha deciso di sontare anche la razza Piave centrodestra e la razza Piave centrosinistra. Ma come riconoscere l'uomo maschio razza Piave doc? L'uomo maschio razza Piave doc è un uomo rustico, qua pancia al metro cubo, che va via a graspa, gran lavoratore, non conosce i miei articoli 18, 19, 20, 25, sempre Dio pronto, pare una pignata di fasolie,
Cosa ha da brontolare? Cosa ha da brontolare? Ma che avrà ciappato al fiume, dal Piave. Perché? Piave, brontolava. Invece, proseguendo, diciamo, con la specifica delle razze, bisogna anche parlare di altre razze, forse magari meno note, ma altrettanto importanti, come per esempio la razza Brenta. La razza Brenta. Spieghiamo allora la razza Brenta, L'uomo maschio, razza Brenta Doc, Sì. lei è un montanaro, vero? Dotato di banda 4x4 targata BL. BL? Sei a Bellun? No, seria Baeton. Balleton! Perché il Valdia del Baeton sono i tornanti che parlano di fare un rally! E a Caccioia, e a Baretta cara sono sui rocci, ti su da recce a sventola. E i cai sui manche pari 8000 dell'Himalaya. E i tartarughe qua sul collo che parla il Grand Canyon. Stecchin da denti sulla bocca. Grande amante dell'ombra di Merlot. Però mi piace anche il Cabernet, il Tokai, il Sauvignon, il Frauin, il Blito. E per quello che sei sempre pronto a brontolare. Sempre io brontolare. E invece nella zona, diciamo, nei pressi di Vicenza, Sabio la razza astico, altrimenti detta razza dell'elastico. E qua gli uomini di questa razza qua hanno una caratteristica unica, particolare nel suo genere, che ha il corpo un pochettino come i cartoni animati, che vi presente tira molla, no? Che all'occorrenza si slunga e quando non serve si smussa. All'occorrenza si slunga, quando non serve si smussa. Anche a quelli si fa dire brontolare. Cosa hai da brontolare? Forse perché quando che serve il meccanismo non funziona, non si slunga, non si smussa. Mentre nella zona, diciamo, nei pressi di Arente, Petati e Rovigo, Stabio la razza Po, che qua è gente, come dire, un po' indecisa, un po' insicura, un po' vedremo, un po' faremo, un po' mangeremo e poi... E poi sei i veneziani. I veneziani non si sa bene che razza chi sia. No, dicevamo care in acqua perché io sento... Che hai visto che proprio dalle rasse si vede che avevamo un DNA diverso, no? Che non siamo compagni, anche nel nostro tempo libero, per esempio. I nostri hobby, quali sei i nostri hobby? I nostri hobby? I nostri hobby sono tirar su malta a destra a sinistra, fare su muretti, Passa il fratone! pitturare casa 80 volte all'anno, dopo giustare robe rotte, destra, sapare l'ordo, insomma, praticamente sembra un fare e un desfare continuamente. Fare e desfare, che abbiamo fatto una vera e propria malattia. Che se vengono fuori di quei malattie, di quelle epidemie contagiosissime, gravissime, come per esempio il virus del lavoro e il mal di Apiera. Piera si chiama? Quando è successo? No, è Apiera intesa come il mattone, Ah no, Piera! Piera. E infatti qua siamo tutti quanti col mal di Piera. Anzi, l'epicentro di questa malattia è proprio qua, nel Veneto. Ma roba penso che abbiamo impestato, che abbiamo attaccato anche i nostri confinanti, i furlani, i piemontesi, i lombardi, i trentini, tutti quanti impestai a queste malattie tremende! Tutti, calma, tutti, tranne alcuni provenienti da alcune regioni distanti, che nonostante sia qua da anni, praticamente qui vedi dei anticorpi, una roba anni e anni. Anni e anni esposti al contagio, soprattutto del virus del lavoro, e qui niente, Devi essere quanti quanti col mal di Apiera, passi che viene su come funghi, tutti quanti a farsi case, casette, casoni, casamenti, casini anche adesso. Stai andando a ridere. Cazzi che ha fatto la legge? Forse non sei stato attento. Ma adesso hanno fatto la legge. Hanno fatto la legge e grazie a questa legge con un colpo solo ha risolto 2 problemi. Sicuro, perché così i Gakatà un milione di nuovi posti di lavoro e più, riaprendo le case chiuse, risolve i problemi degli alloggi. Tutti dentro. Allora non ringraziarli, ora se la bella. Bisogna ringraziare. Ma oggigiorno bisogna essere moderni, non bisogna più farsi maraviglie di niente e soprattutto di nessuno. Sai mia cugina? Aiole?
Quanta fatica ha fatto a cattare un Ma lavoro? io ero sulla strada io, Adesso finalmente, grazie alla nuova legge, ha cagato il suo bel posticino di lavoro. Sì, lavora su un casino, insomma. mica tanto lavoro, cioè. Tanto lavoro, altro che pensa che Mesia il sabato e domenica che tocca andare a aiutare, Vendere e comprare, oggi che ne frega, ma di sto mondo sei tutta una bottega. Siamo tutti signori, tutti quanti fini, saremo in casolini, per te noi casini. E casolini, se sta sarà, adesso se va, tutti al supermercato, e tutte rose che adesso sveda tocca farla all'ipermercato. Scioppa è caro, scampa il fornaro, vivare adesso se tutto passa caro, potrebbe due che fanno da fare, ma te compri sempre manco roba da mangiare, ma te compri sempre manco roba da mangiare. Vendere e comprare, oggi che ne frega, ma di sto mondo sei tutta una bottega. Siamo tutti signori, tutti quanti fini, saremo in casolini, per te noi casini. Grandi sconti e gran promozioni, e più delle volte se sono che bidoni, raccorda rumba per 4 boini, e vincere insieme mesi un 7-7 dei piattini. Sabato e domenica dice il Vangelo, tutti a marcare, a spendere il denaro. Você sabe que speso pare sky, voce che scannasse siga, porco can che vai. Voce che scannasse siga, porco can che vai. Voce che scannasse siga. Vendere e comprare, oggi che ne frega, parla di sto mondo, sei tutta una bottega. Siamo tutti signori, tutti quanti fini, saremo in casolini, per te voi casini. Vendere e comprare, oggi che ne frega, parla di sto mondo, sei tutta una bottega. Siamo tutti signori, tutti quanti fini, saremo in casolini, per te voi casini. Signore Benedetto. Ma quando sei che cominci a sospettare? Guarda? Sei 3 ore che aspetto? Che mi sa che sei finito, se vedo tutta quanta gente ancora qua, che fai casi su, e ti dovresti dirmi che per colpa tua, che te me ne fuori tutta quanta stasera con i fatti tuoi del suppenso e quell'altro, mi sono perso il spettacolo. Spettacolo, mi sono dormire, robe no. Vabbè, mi dispiace anche.
chi che aveva detto che gli era una roba da ascoltare, a vedere? Chissà adesso, cosa dici che avrà parlato? Parlava, pare che parlasse della vita, Giro vita? No, vita. Diceva che a vita